Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Ero solo una bambina, sono stata vittima di pedofilia ad Aragona, nell'Agrigentino. Una 19enne ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente lo stupro subito nel suo paese quando ne aveva solo 11. Catania, basterà l'ammonimento del questore dopo il primo caso di violenza subita. La vittima non dovrà sporgere altre querele. Siglato in procura un importante protocollo a tutela delle donne. Messina, sequestrati oltre 2.400.000 euro all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, già indagato nel 2023. I fondi distratti per acquisti personali e per la costruzione di un maneggio. I laboratori di analisi convenzionati scendono in piazza a Palermo, esauriti i tetti di spesa, da oggi possibili in Sicilia solo prestazioni a pagamento. Un viaggio in treno tra Palermo e Catania, torna percorribile la tratta ferroviaria dopo il raddoppio di un tratto di binario. L'alta velocità in Sicilia è però ancora lontana. Agrigento in mostra l'oro rosso di Sciacca, corallo, gioielli e mappe storiche raccontano una straordinaria epopea tra mito e storia. Calcio, il Catania al lavoro per la trasferta di sabato a Picerno. L'infortunio di Ciccarelli costringe il tecnico toscano a trovare soluzioni alternative. Grella in un messaggio ai tifosi: abbiamo creato un gruppo forte capace di reagire ai momenti di difficoltà. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale raccontandovi una storia dolorosa, quella di Gloria, oggi 19enne, ma che ha avuto la forza e il coraggio nella giornata di ieri di raccontare quello che ha subito quando era solo una bambina. Ha detto: ero piccola, ho subito una violenza, uno stupro e dunque un atto di pedofilia. Il nostro servizio di Davide Sardo. Io sono stata vittima di violenza sessuale nel ormai lontano maggio 2015 e avevo solamente 11 anni, quindi oltre che vittima di violenza sessuale sono stata vittima di pedofilia e questo mi ha profondamente turbata. Ovviamente un evento del genere può solamente cambiarti la vita. Una storia di dolore, ma soprattutto di coraggio. Ad Aragona, durante l'incontro dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, Gloria, una ragazza del paese, ha trovato la forza di raccontare lo stupro subito proprio ad Aragona anni fa. Una ferita profonda che non ha però spezzato la sua volontà di reagire, denunciando i suoi stupratori e affrontando fino in fondo il percorso di giustizia. Io e mia mamma abbiamo denunciato. Ricordo che non è stata per me una scelta facile allora, d'altronde ero solamente una bambina, però ricordo di averlo fatto non soltanto per proteggere me stessa e chiedere giustizia, ma anche per evitare che ci fossero altre eventuali vittime là fuori. Io non sono stata l'ultima, purtroppo non lo sarò, e per fermare tutto questo, per evitare che molte altre bambine, molte altre donne soffrino, è importante lottare, è importante gridare, urlare a gran voce e non avere paura, non nascondersi dietro la vergogna. Vergognarsi non dobbiamo essere noi vittime, ma solamente chi ci ha stuprato e chi ci ha fatto del male. Oggi Gloria guarda avanti, la sua testimonianza diventa un appello a tutte le donne, non a rimanere sole, chiedere aiuto e denunciare, perché il coraggio di una può aprire la strada al coraggio di tutte. E intanto ieri a Catania è stato firmato un protocollo in procura che servirà a modificare un po' una serie di processi che portano poi all'identificazione di una persona violenta tra le mura domestiche, perché da adesso basterà soltanto l'ammonimento del questore. Dopo questo non serviranno più querele da parte delle vittime, appunto in famiglia. Ma sentiamo il servizio di Desiree Ferlito. Un'importante novità per tutelare le donne vittime di violenza. Siglato ieri un protocollo d'intesa sottoscritto dalla Procura, dalla Questura di Catania e dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Consentirà di dare una strada privilegiata all'ammonimento del questore, che è un provvedimento che al primo segnale di violenza domestica
scatta nei confronti normalmente del maschio, del marito, del fidanzato violento, del padre violento, proprio al primo segnale, e fatto questo ammonimento si potrà procedere per le eventuali recidive, per gli eventuali casi, senza più la necessità della querela. Una spinta importante per chi troppo spesso non trova il coraggio di denunciare e si ritrova in una spirale di paura, di dipendenza affettiva, in particolare in situazioni di violenza domestica o subita da persone legate affettivamente. Relazioni tossiche celate dietro una normalità che non esiste. Fa paura l'uomo malessere, stereotipo di un uomo forte che fa soffrire e che paradossalmente attrae le giovanissime soprattutto. E poi l'uomo performativo, dove l'apparenza vince su tutto, più simile agli ideali femministi, matita nera sotto gli occhi, borsa di tela in spalla e un libro da tenere in mano spesso mai spogliato. Nessuna illusione, i suoi comportamenti non sono un reale specchio di credo nelle cause femministe, ma solo una strategia per attrarre di più. Un modello estetico da non confondere necessariamente con un bravo ragazzo. Cambiamo argomento, andiamo a Messina, sequestrati oltre 2.400.000 euro all'ex rettore dell'Università Salvatore Cuzzo Crea, ricordiamo già finito nell'indagine sul caso rimborsi all'università nel 2023. I fondi distratti per acquisti personali e anche per quella passione manifestata per l'ippica. Tra le spese, infatti, voleva costruire un maneggio. Sentiamo. I soldi dell'Ateneo utilizzati per spese personali, anche per partecipare a concorsi ippici. La Guardia di Finanza ha sequestrato con 2 diversi provvedimenti oltre 2.400.000 euro all'ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzo Crea, dimessosi dopo l'indagine sul caso rimborsi all'università scoppiato nel 2023. Le indagini avevano preso l'avvio da diversi esposti presentati da un membro del Senato accademico. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione, scoprendo mandati di pagamento effettuati dal Dipartimento di Chi Bio Fa Ram a favore dell'ex rettore negli anni tra 2019 e 2023 e distribuiti su circa 20 progetti di ricerca scientifica, dei quali proprio Cuzzo Crea era responsabile. Dalle indagini è emerso che l'ex magnifico rettore aveva presentato scontrini fiscali relativi ad acquisti per spese personali e richieste di rimborso di missioni effettuate in teoria per attività di ricerca, ma risultate coincidenti con la sua presenza a eventi ippici. Le spese presentate non riguardavano materiali da laboratorio e ricerca, ma materiale elettrico, idraulico ed edile, non a beneficio dell'Ateneo, bensì dell'azienda agricola riconducibile proprio a Cuzzo Crea. Alcuni fondi sarebbero stati distratti per la costruzione di un maneggio, facente capo sempre alla sua società agricola. Un'indagine complessa che ha visto anche la cooperazione giudiziaria internazionale, perché diverse fatture provenivano da aziende svizzere, statunitensi e inglesi. Una delle voci di spesa più consistente è legata a presunte emissioni per conto dell'Ateneo. I rimborsi richiesti riguardavano spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall'ex rettore e in alcuni casi anche da suoi ospiti in località dove appunto venivano disputati concorsi ippici ai quali lo stesso rettore prendeva parte. In questo contesto sono state ricostruite richieste di rimborso puntualmente fatturate per servizi fotografici su eventi ippici, assolutamente non inerenti all'attività di ricerca. Ed emergono dettagli inquietanti dall'indagine sul traffico di droga e cellulari nel carcere Pagliarelli. Notificato l'avviso di conclusione indagini anche al cantante neomelodico Nico Pandetta, coinvolti agenti penitenziari che secondo l'accusa avrebbero favorito gli ingressi illeciti. Eva Spampinato. Un preziario da mercato nero con cifre da capogiro dentro le celle del Pagliarelli. Una canna al prezzo di 3 pacchi di sigarette, cioè circa 20 euro. Un grammo di hashish tra i 100 e 150 euro. Un grammo di cocaina arrivava a costare anche 500-600 euro. Per i telefoni si dovevano sborsare 500 euro. E questo è lo scenario che emerge, secondo gli inquirenti, dall'inchiesta sul traffico illecito che avrebbe trasformato il carcere in una piazza di spaccio chiusa.
Nelle carte compaiono anche episodi di pestaggi contro chi non rispettava le regole del sistema. L'avviso di conclusione indagini è arrivato per 35 dei 48 condannati, tra loro anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, seguitissimo sui social, e nipote del boss Turi Cappello, già al centro di polemiche per le sue frequentazioni. Secondo la procura, alcuni agenti penitenziari avrebbero agevolato l'ingresso di droga e telefoni dietro compenso. 10 indagati andranno a giudizio immediato. Stop alle analisi cliniche in Sicilia in convenzione perché sono esauriti i tetti di spesa. Da oggi i laboratori sono scesi in piazza, lo hanno fatto a Palermo per protestare. Non possiamo andare avanti, così dicono i manifestanti. Marco Gullà. Tetti di spesa esauriti, ma soprattutto dialogo fra istituzioni e sigle dei convenzionati ritenuto insufficiente dai laboratori di analisi. Da oggi è stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia e davanti il governo regionale a Palermo scoppia la protesta. Da parecchi anni il budget assegnato viene assegnato a fine anno, ancora oggi al 26 di novembre noi non abbiamo budget, nonostante che avessimo concluso a maggio una concertazione. L'assessore poi aveva preso 2 mesi di tempo per fare il decreto, poi il decreto l'ho esitato a luglio, da allora 4-5 circolari che hanno confuso pure le ASP e in realtà siamo come sempre a dare prestazioni che poi alla fine non ci vengono pagate. Laboratori di analisi e ambulatori convenzionati non eseguiranno più quelle prestazioni erogate con la ricetta a partire dalla giornata di oggi. Nei nuovi contratti ci intimano di non spendere un euro in più, di non erogare una prestazione in più, e noi siamo costretti a mandare via i pazienti, che bisogna essere medici per capire quanto è profonda questa ferita per noi. E poi le liste d'attesa che non si riescono ad abbattere tra i temi della protesta odierna. La crisi sanitaria regionale, ma possiamo dire nazionale, determina una lunghezza nelle prenotazioni a discapito delle visite anche urgenti dei consumatori, degli utenti, che si vedono importanti esami diagnostici da fare in maniera preventiva con liste di attesa di 1 anno. È tornato percorribile in treno il tratto ferroviario tra Palermo e Catania. Noi siamo andati in viaggio partendo dalla stazione di Catania con la nostra Lorena Dolci. Eccoci sul treno diretti a Palermo. Dopo 2 anni e 7 mesi torna la tratta ferroviaria sospesa nel 2023 per l'apertura di un cantiere e riaperta il 3 novembre scorso. Si parte alle 9:32, puntuali. Stiamo passando sui 38 chilometri a doppio binario nuovi di zecca, da Bicocca a Catena Nuova. 7 anni di lavoro, 600 milioni di spesa. Vari interventi tra gallerie e cavalcavia hanno consentito di eliminare i 14 passaggi a livello esistenti. Un importante tassello nell'avvicinare le 2 più grandi città della Sicilia, Palermo e Catania, ma non pensate al Frecciarossa che collega Roma a Milano a 300 km all'ora. Rimarrete delusi. Sicilia parliamo di alta capacità, quindi la possibilità, avendo 2 binari, un binario per direzione, di poter veicolare più treni lungo la linea. In questo momento stiamo andando a 140 con punte di 150 km orari. Oggi abbiamo treni con velocità massima come questo a 160 km orari. Bisognerà aspettare i nuovi mezzi per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questa linea. Restano da completare ancora 140 km da doppio binario da realizzare entro il 2030, quando, ha annunciato il ministro Salvini, per Catania a Palermo basteranno 2 ore. Ho preferito prendere il treno perché credo che rispetto al pullman sia più comodo. Catania a Palermo in 3 ore come le sembra? Esagerata. Eccoci arrivati a Palermo, sono le 12:29, come previsto abbiamo impiegato 2 ore e 57 minuti per percorrere questi 242 chilometri. Nel confronto con l'autobus vince il gommato, non tanto sul tempo che sotto 3 ore. Sui costi 14 euro il bus contro 17,20 euro del treno e soprattutto per il numero di corse, meno di 10 al giorno per il treno contro 1 ogni ora o più per gli autobus.
Adesso a Messina, dove cresce l'attesa per la mobilitazione che vedrà i movimenti No Ponte in piazza sabato pomeriggio. Oggi l'assemblea degli attivisti ha spiegato tutte le motivazioni. Francesco Triolo. Sarà una grande manifestazione della volontà popolare, assicurano così i rappresentanti dei movimenti No Ponte, che hanno illustrato le motivazioni che animeranno il corteo nazionale contro il ponte sullo Stretto in programma sabato pomeriggio a Messina. Nonostante la bocciatura da parte della Corte dei Conti e la delibera CIPES che avrebbe dato il via libera al progetto definitivo, la macchina del ponte sullo Stretto continua a muoversi e sarà così ancora per tanto tempo, è la preoccupazione dei movimenti. In questo momento storico per noi è molto importante non abbassare la guardia, non pensare che le pronunce favorevoli a noi, alla nostra causa, da parte della Corte dei Conti stiano chiudendo la partita. La partita si chiude soltanto con una mobilitazione dal basso, una mobilitazione costante e duratura nel tempo, ed è quello che cerchiamo di fare da tanti anni e continueremo a fare anche in futuro. Sulla manifestazione del 29 è stata costruita una convergenza di realtà provenienti da tante parti del Sud e che ha dato vita all'appello Il Sud Unito contro il ponte. Saranno presenti esponenti nazionali come Ellis Klein ed Angelo Bonelli. Preparato un appello che è il Sud Unito contro il ponte sullo Stretto, a cui hanno aderito tantissime realtà della Calabria e della Sicilia, e queste qua porteranno le ragioni del Sud, e l'obiettivo è quello di contendere le risorse economiche che in questo momento vengono appostate sul ponte sullo Stretto per avere invece, come diciamo noi nel documento, case, lavoro, sanità e istruzione. Adesso c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Catania, dove è stato inaugurato nel quartiere Sannullo un centro di ascolto per le famiglie. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo a Catania, servizi sociali e tutela dei minori. Nel quartiere di Sannullo è stato inaugurato un polo di ascolto per le famiglie. Tonino De Mana. La persona e la famiglia come nucleo fondante della comunità, un polo capace di offrire percorsi a sostegno della tutela dei minori e a supporto della bigenitorialità. Catania è capofila di un progetto che racchiude anche i comuni di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia, compresi nel cosiddetto distretto sociosanitario 16. Taglio del nastro alla presenza del sindaco Trantino e prima uscita ufficiale per il neoassessore Spoto. È un polo fondamentale soprattutto all'interno di un territorio complesso. Questo è stato voluto fortemente dall'amministrazione Trantino e dal precedente assessore Bruno Brucchieri, proprio per cercare di non lasciare nessuno indietro. La famiglia è un elemento fondante della comunità, deve essere sostenuta soprattutto nei momenti di fragilità. Parola a chi lavora sul campo da anni, come la cooperativa Prospettiva, che può contare adesso su rinnovati spazi. Quindi siamo riusciti ad ampliare l'offerta dei servizi e ad integrare, oltre allo spazio neutro, uno sportello di ascolto per le famiglie, dove appunto le coppie genitoriali, anche al di là di quelle che possono essere separazioni conflittuali o momenti di particolare difficoltà, ritrovano uno spazio in cui confrontarsi con gli operatori e riuscire poi a gestire fuori dal servizio appunto tutte le dinamiche difficili che a volte si presentano in ambito familiare. La struttura di via Fiorita 7 a Sannullo diventa così un polo di riferimento per i servizi sociali in grado di ospitare ed accompagnare nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità. E torna oggi l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, condotto da Michele Cucuzza in diretta su questa rete dopo il telegiornale. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele potrete scrivere al nostro numero WhatsApp 342 74 55005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo, appuntamento alle 14:30. 18 cuccioli di cane sono stati salvati su una strada provinciale del Nisseno, dove un automobilista ha notato un veicolo fermo sul ciglio della carreggiata e un uomo intento a scaricare dal cofano alcuni cartoni contenenti appunto i cuccioli. Allertati i carabinieri, i cagnolini sono stati presi temporaneamente in custodia e affidati a un'associazione di volontariato per le cure necessarie. Grazie alla targa, gli uomini dell'Arma sono risaliti al responsabile dell'abbandono.
ed apre ad Agrigento una mostra sull'oro rosso di Sciacca, ovvero il corallo. Gioielli e mappe storiche raccontano un'epopea tra mito e storia. Davide Sardo. Un viaggio nell'anima più preziosa del Mediterraneo. È stata inaugurata al Museo Archeologico Pietro Griffo la mostra dedicata all'affascinante oro rosso di Sciacca. Una selezione della straordinaria collezione Nocito del neonato Museo del Corallo, parte del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2026, approda ad Agrigento fino al 30 novembre. Ci sono 14 pannelli espositivi che raccontano la scoperta dei banchi fossili di corallo, la loro coltivazione e tutto quello che si innescò a Sciacca e dintorni con la corsa all'oro, il boom economico, la lavorazione del corallo, di cui poi la mia famiglia è uno degli ultimi testimoni di quell'epoca. Rami di corallo subfossile, antichi strumenti di bordo, mappe d'epoca e gioielli rarissimi raccontano una storia che unisce mito e realtà, mare e artigianato, 800 e 900. Il corallo di Sciacca con la sua storia è un patrimonio che va donato al mondo, quindi non solo a Agrigento, ma speriamo di poter andare in altri luoghi per far conoscere questa meravigliosa terra. Un'esposizione che ripercorre anche la leggendaria corsa al corallo esplosa dopo la comparsa dell'isola Ferdinandea e la scoperta del grande giacimento sottomarino alla largo di Sciacca. Adesso c'è un'altra pausa, torneremo con il calcio per parlarvi di Catania e Palermo. E siamo al calcio, domani conferenza stampa dell'allenatore del Catania Toscano, che anche oggi ha lavorato su nuove ipotesi di formazione proprio per far fronte all'assenza obbligata per infortunio di Ciccerelli. Grella ha poi lanciato un messaggio ai tifosi. Sentiamo. Il grave infortunio di Emanuele Ciccerelli è stata una mazzata per il Catania, per Toscano che perde uno dei giocatori più in forma, ma anche per il gruppo che aveva trovato quel leader in campo a cui aggrapparsi. Come è stato per Aloi, Chilafi e Ierardi, la compattezza della squadra si vede anche nel momento più difficile per un compagno. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in estate per costruire una squadra, un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come lavorare insieme per portare questo club sempre in avanti. Toscano deve trovare nuove soluzioni, quindi, e anche stamattina la squadra ha lavorato secondo le indicazioni del tecnico per capire sul campo l'ipotesi più praticabile. Il tassello più importante, l'ago della bilancia delle scelte del tecnico, può essere Alessandro Quaini, rientrato dalla squalifica dopo aver scontato il turno di stop, può mettere a disposizione la sua duttilità. Domenica scorsa in mezzo al campo c'era la coppia di Tacchio-Corbari, adesso sarà interessante vedere se Quaini tornerà a prendere il proprio posto in mediana al posto di Corbari, oppure schierato in difesa come braccetto destra preferito ad Allegretto, che da ex di turno scalpita per giocare a Picerno e contro il Latina ha dimostrato di essere sul pezzo. Proprio per questo potrebbe anche essere riconfermato, visto anche le assenze di Pieraccini e Ierardi. E il dubbio maggiore che Toscano si porta dietro. Domani il tecnico parlerà in conferenza stampa anticipata di un giorno, così da permettere rifinitura e partenza immediata del gruppo nella mattinata di venerdì. Il Palermo al lavoro per la gara di sabato al Barbera contro la Carrarese. Inzaghi valuta anche delle novità in formazione. Marco Gullà. 5 partite alla fine del 2025, 5 partite che possono cambiare l'itinerario del Palermo. Rosanero senza bussola e con una crisi di identità. Il pari con Lentella ha ulteriormente amplificato i problemi della squadra di Inzaghi. 5 gare però decisive in cui i rosanero hanno il dovere di dare finalmente un senso a questo girone d'andata e provare a ridurre il gap di 6 punti dal Modena, attualmente secondo in classifica. Sabato al Barbera arriva la Carrarese, partita alla portata della banda di Inzaghi. Ci saranno novità. In avanti, assieme a Poyampalo, dovrebbe toccare a Brunori, che contro Lentella è rimasto in panchina. In cerca di riscatto, il capitano rosanero è andato a segno una sola volta in questo campionato. A centrocampo, scontata la squalifica, dovrebbe toccare a Ranocchia riprendere in mano i fili della manovra. Pochi biglietti venduti, i tifosi rosanero sono scoraggiati dagli ultimi risultati.
Con questo servizio finisce questa edizione di Sicilia 24, prossimo appuntamento del nostro telegiornale su Telecolor alle 19. Vi lascio adesso a Michele Cucuzza che ospiterà come tutti i mercoledì il sindaco di Catania, Enrico Trantino. A tutti un buon proseguimento di giornata.